Pomeriggio, bentrovati, nuovo appuntamento con il punto, il nostro approfondimento settimanale. Questa settimana incentrata sulla polemica, insomma sul dibattito che ruota intorno ai rifiuti in Sicilia, i rifiuti più costosi d'Italia, almeno al conferimento. Questo è quello che viene fuori da un report dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, l'ANCI, che ha presentato l'Assemblea regionale siciliana, facendo un po' come dire, saltare sulla sedia insomma anche l'assessore regionale, che in qualche modo ha voluto controbattere in questa settimana successivamente ai comuni. Li abbiamo messi insieme in questa puntata, quindi insomma su questo verterà, centreremo la trasmissione di oggi. Vi presento subito gli ospiti. In studio con me Giovanni Burtone, deputato regionale del Partito Democratico e sindaco di Militello, quindi conosce bene la questione dei rifiuti da sindaco ovviamente e da parlamentare di lungo corso. I colleghi Michela Giuffrida e Antonio Condorelli. Ciao Michela. Ciao Antonio. In collegamento il presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per quanto riguarda la Sicilia, Paolo Amenta. Salve Amenta, buon pomeriggio anche a lei. Buongiorno. E l'assessore regionale all'energia Roberto Di Mauro. Buon pomeriggio assessore. È un bel confronto questo, lo dico per i nostri telespettatori, perché stiamo facendo dialogare due diciamo, istituzioni che hanno parlato fino ad oggi solo per comunicato stampa. Uno parte, l'altro risponde, poi risponde l'altro, insomma almeno così cerchiamo di chiarire anche questa vicenda, restando sul punto però che i siciliani come sempre pagano l'emergenza rifiuti. C'è con noi come sempre, se la seguirà tutta questa puntata, perché i rifiuti sono anche come dire, oggetto di satira, Totò Calì, che è già collegato con noi. Ciao Totò! Ciao, buonasera a tutti. Come sei rilassato oggi? Dai, subito una vignetta sui rifiuti, una sola però. Una sola? Una sui rifiuti. Va bene, e questa qua è sui rifiuti però anche legata all'ambiente ovviamente. Vediamo, rifiuti e ambiente. C'è qua il pesce. Eccolo qua. Ma guarda che ritardo, sono rimasto imbottigliato. Bellissimo. Partiamo col sorriso. Allora, Presidente Amenta, che è successo in questa settimana? Voi siete stati all'ARS, all'Assemblea regionale siciliana, avete presentato questo report sui rifiuti e vi chiedete, ma perché se aumenta la differenziata in Sicilia, e ci sono molti comuni che sono arrivati a quote abbastanza importanti di raccolta differenziata, non scende il costo dei rifiuti? E questo è in sintesi, no? L'oggetto del vostro report. Sì, questa è diciamo, la parte finale che abbiamo tirato fuori, nel senso che l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso è quella della revoca dei 45 milioni sui sovraccosti, ma questa storia parte e diventa complicata nel 2022, nel senso che nel 2022 all'improvviso si impenna il costo del conferimento nella discarica di Piccola Trasporti. A quel punto noi siamo costretti a scaricare gli alti costi nei piani economici finanziari, quindi di conseguenza, come sapete tutti, il piano economico finanziario si scarica sulle tariffe dei cittadini e quindi tutti i comuni sono stati obbligati sia nel 2022 che nel 2023 di aumentare del 20-30% il costo della lavorazione dei rifiuti. A questo punto bisognava capirci qualcosa la si capisce solo commissionando un lavoro importante fatto da gruppi di professionisti che possono finalmente tirare fuori dei dati importanti in Sicilia, ma soprattutto non solo lavorare su quello che costa lavorare i rifiuti e conferire i rifiuti, valorizzare i rifiuti in Sicilia, ma compararli con le altre regioni. Il risultato è stato incredibile, cioè dire non c'è una fase dove il rifiuto lavorato in Sicilia, dove il rifiuto praticamente conferito in Sicilia non costi per 2 volte o addirittura per 3 volte rispetto ad altre regioni. Assessore Di Mauro. Buongiorno, ho ascoltato l'introduzione del presidente dell'ANCI e saluto anche gli altri presenti. Certamente tutto va esaminato e confrontato con il sistema di impiantistica esistente. Leggere che ci sono appena il 32% di discariche che appartengono ai privati e il 68% discariche, il 68% sono discariche pubbliche, mi corre l'obbligo segnalare che le discariche in Sicilia sono ubicate a Siculiana, a Gela,
a Motta Sant'Anastasia, a Enna, a Palermo, a Castellanasicola e a Trapani. Cioè c'è una concentrazione di infrastrutture in una parte del territorio siciliano, e cioè la Sicilia occidentale. Sono previsti altresì degli ampliamenti a Sciacca, già finanziato per altri 500.000 metri cubi, a Siculiana per altri 1.818.000 c'è il progetto in corso, a Gela, che è altra struttura pubblica, è previsto un progetto di ampliamento di 2.000 metri cubi, Serra di Falco, l'ampliamento di discarica esistente per 400.000 metri cubi è stato autorizzato, per proseguire poi con Enna, con Castellanasicola, Trapani, e per un totale di ulteriore, solo Trapani, circa 1 milione di metri cubi, per poi continuare con Castellanasicola. Assessore, che vuol dire? Perché sta facendo questo elenco? Sto facendo questa comunicazione di dati per dire che c'è una Sicilia occidentale che ha avuto comunque una capacità di pensare al futuro, immaginando e realizzando delle strutture funzionali alle discariche. C'è un'altra parte della Sicilia che nel tempo non ha pensato a realizzare le discariche, sono con precisione le province di Ragusa, di Siracusa, di Catania, per un certo periodo ha supplito Oikos, che avevo già detto, questo è molto Sant'Anastasia, e Messina, che sono prive di discariche. Questo ha determinato ovviamente un costo per la collocazione del rifiuto in un'area che non poteva essere più quella siciliana. Vedi il caso di Lentini, che è stato chiuso per ragioni che non sto qui a ripetere, e il prodotto è stato portato alla termodistruzione, cioè è stato conferito all'estero. Tutto questo non c'è dubbio che in quella parte del territorio ha fatto lievitare i prezzi. Per i prezzi possiamo fare una domanda al presidente dell'ANCI sui prezzi? Cioè, questo è il costo solo del conferimento in discarica, o c'è anche il costo della raccolta? Da 200 fino a 380 euro a tonnellata. Ecco, allora quando noi parliamo di 300 euro a tonnellata, voglio dirlo alle persone che ci ascoltano, dovete pensare che noi paghiamo lo smaltimento di 1 chilo di rifiuti più del costo delle arance, e in questo momento ci sono gli agricoltori che stanno protestando e noi paghiamo in Sicilia, record nazionale, 1 chilo di immondizia più di 1 chilo di arance, mentre la gente è in ginocchio. Allora l'anomalia non finisce qui, perché riguarda anche lo smaltimento, cioè il conferimento della differenziata. Come fa la differenziata a costare in Sicilia il doppio, conferire la differenziata? Cioè il modello ideale prevede che col conferimento della plastica, che è un materiale che viene riutilizzato, o dei metalli, qualcuno possa anche guadagnare, addirittura non pagare dal conferimento dei rifiuti. Perché noi lo dobbiamo pagare 200 euro a tonnellata se diamo i metalli che hanno il loro valore e vengono portati qui alla zona industriale di Catania? Chi ti risponde? Chi ti risponde? Chi ce la fa a rispondere? Se no poi rispondo io, perché io ce l'ho un'idea su questo sistema. Vogliamo allora, l'assessore, un attimo, assessore, risponda lei, che in questo momento è il titolare dei rifiuti. No, dobbiamo completare il quadro, perché altrimenti non ci comprendiamo. Noi abbiamo un valore che è di circa il 53%, che è il frutto della raccolta differenziata, il resto è indifferenziata. Quando diciamo 380 euro a tonnellata, vuol dire il conferimento davanti il cancello della discarica. E quindi, come dicevi all'inizio della trasmissione, il 20-30%, lo diceva meglio ancora il presidente dell'ANCI, il 20-30% è sostanzialmente il lavoro che si fa in discarica. Nel tempo, noi abbiamo trovato questa situazione, nel tempo non si è immaginato di fare un processo di regolare economia circolare, che è frutto di una serie di impiantistica che deve essere fatta e che stiamo prevedendo nel piano dei rifiuti a proposito dei TMB e dei biodigestori, perché tutto lì è il nodo. Cioè, o noi riusciamo a mettere in atto un meccanismo che porta a far sì che i TMB lavorano adeguatamente, quindi il prodotto biostabilizzato da un lato possa produrre produzione di CSS/C, e quindi funzionale
per la realizzazione del cemento, funzionale per la realizzazione del bitume, utile molto alle strade e quindi evitare più di acquistare il petticock, e l'altra parte, cioè il cosiddetto sovvallo, va regolarmente collocato dove deve essere. Scusi assessore, mi scusi, ma una domanda secca. I 5 impianti di biogas dei quali parlavo in un articolo nel 2016 affidati all'architetto Salvo Lizio che potrebbero anche consentire un conferimento gratuito, che fine hanno fatto? Allora, gli impianti di cui lei parla sono 3, non 5, e sono 3 gare che l'ingegnere Lizzo ha regolarmente espletato, e circa 4 mesi fa sono stato sollecitato dall'SRR, ho fatto l'incontro, ho pregato l'ingegnere Lizio di venire nel mio assessorato a portare i progetti e li ha consegnati all'SRR perché facessero l'attività conseguenziale. Risultato, quando apriranno questi impianti? Quando saranno... No, non parliamo di aprire perché ancora siamo all'alba. Allora ci rendiamo conto che stiamo... Musumeci ha messo, no, non dobbiamo capirci, il governo Musumeci ha messo in campo ben 3 milioni di euro, il tecnico ha provveduto alla relativa aggiudicazione, l'SRR, di cui fanno parte i sindaci, sono competenti al proseguo di tutta l'attività. E aspettiamo notizie da parte della SRR. Allora, i sindaci ce l'abbiamo qua, Menta, Burtone. Sì. No, io vengo da un'altra realtà, che è quella del Calatino, dove abbiamo una gestione consortile che è stata molto efficace nel tempo. Siamo andati avanti nella differenziata e c'erano degli stabilimenti importanti che facevano abbassare in parte le tariffe. Purtroppo 3 anni fa abbiamo avuto un incendio doloso, probabilmente per mano criminale e mafiosa. Ci sono delle indagini, anche perché questo consorzio incideva positivamente nella riduzione dei costi. Abbiamo avuto ora un finanziamento, stiamo andando avanti per ricostruire quello che è stato distrutto. Io penso che l'ANCI abbia fatto una cosa molto positiva, abbia detto: il passato noi lo dobbiamo analizzare, però non ci possiamo fermare a guardare al passato, ci sono problemi e vanno affrontati, anche perché i costi di riferimento poi incidono nella vita dei cittadini, perché la Tari per legge deve essere pagata dai cittadini. Ricordo che è la tassa più evasa in assoluto. L'evasione nella mia comunità è oltre il 50%. E questa evasione, come poi porta i comuni a dover mettere da parte i fondi per i crediti non facilmente esigibili, porta al riequilibrio di bilancio e poi al dissesto. È una strada che non si può bloccare. Quindi io credo che sia importante il lavoro fatto dall'ANCI, perché prospetta delle soluzioni, propone. Certo, ci deve essere una volontà politica, come è stato detto, che deve accelerare, perché se ci fermiamo alla progettazione, c'è un commissario, è stato indicato il presidente della regione, vada avanti nella realizzazione dei termovalorizzatori. Passeranno 2 anni perlomeno, io sono ottimista, Burtone, forse sono ottimista a dire... Io, Burtone, le dico una cosa, intanto sulle discariche e anche, sui termovalorizzatori, lei sa meglio di me, essendo sindaco di una comunità, che quando si parla di discariche e termovalorizzatori le comunità si ribellano, nessuno vuole il termovalorizzatore vicino a casa. Nel giardino accanto. Esatto, nessuno vuole la discarica, che oggi le discariche hanno metodologie modernissime, cioè neanche si vedono più, Onestamente, se si fa una discarica prevedendo alcuni interventi continui, costanti, gli effetti non sono devastanti per una comunità, perché parliamo di ambiente e quindi della necessità di tutelare. Io credo che l'obiettivo debba essere a medio termine quello dei termovalorizzatori, perché altrimenti non ne usciamo. Ci sono le aree industriali, ci sono bruciatori di metallo anche a Catania. Io credo che i termovalorizzatori si debbano fare. Certo, il piano che era stato previsto negli anni scorsi, a mio parere, però non è conciliabile. L'assessore ne ha redatto uno nuovo, cioè è stato redatto il nuovo piano dei rifiuti. Di individuare alcuni termovalorizzatori da fare però prima possibile e accompagnare questo con un'azione concreta. Cioè pensare a delle discariche di prossimità, mettendo insieme alcuni comuni, non dovrebbe essere illusorio. Io credo che
necessario, si rende necessario. Sorridiamo tutti qui, Burtone, No, ma lo questo, capisco, su questa però cosa devo dire, ma come ne usciamo? Michele. Come ne usciamo? Ne possiamo uscire portando Ma i infatti rifiuti la domanda all'estero, ma non a carico dei comuni. Del come ne usciamo è una domanda che si rincorre dal 1999. Io volevo ricordare, ma questa è storia, diciamo, anche dell'informazione, che nel 1999 l'allora governo capo di casa chiese i poteri speciali per l'emergenza rifiuti. Dopodiché nel tempo, da allora sono passati veramente 25 anni, a più riprese ogni presidente della regione ha pensato bene di raffrontarsi con il governo nazionale per fare lo stesso. Io ricordo per esempio il governo Crocetta che nel 2012 fece la stessa cosa, dall'emergenza si doveva uscire nel 2014 e nel 2015 Bruxelles chiese conto e ragione del perché. Ricordo anche, perché appunto ho citato Bruxelles, che noi abbiamo molteplici procedure di infrazione per quanto riguarda l'ambiente. Solo in ambiente l'Italia è sotto procedura di infrazione per 16 procedimenti, 10 sono quelli che riguardano la Sicilia. Sia chiaro pazzesco, che, sono numeri, che ogni giorno questa procedura ci costa 120.000 euro, perché le procedure di infrazione ovviamente si pagano. Chi le paga? E allora io mi permetto di dire che se ragioniamo in termini di diciamo effetto finale, che è un po' quello, senza sminuire per carità quello che si sta sviluppando con la discussione, il contenzioso assessore comuni, si ragiona guardando il dito e non la luna. Ma per venirne a capo ricordo a me stessa che sempre in tema di direttive ambientali e di economia circolare, uno dei capisaldi della scorsa legislatura nella sessione europea, le discariche dovrebbero scomparire nel 2030, ma ancora stiamo parlando di discariche, quindi i ritardi sono accumulati. Però Michela, spieghiamo ai nostri telespettatori perché poi è facile dire no, dovrebbero scomparire, dovrebbero fare, perché in realtà nel piano perfetto del ciclo dei rifiuti dovrebbe esserci la differenziata che lavora, e come diceva Antonio e noi siamo ancora al 53%, le città, e noi siamo una delle regioni più inadempienti d'Italia. Nel 2017 si sono Palermo fatti nel report avanti passi 2023 di Lega straordinari. Ambiente. Certo, migliorie certamente. Siamo partiti dal 43, siamo Scusate, arrivati mi al fate dare 73. dei dati un attimo, guardate qui, questo è il report 2023 E il di Lega tasso Ambiente. regionale che è importante, però, poco più del 16% di raccolta differenziata per quanto riguarda Palermo, poco più del 26% fanno per quanto abbassare le città per quanto metropolitane riguarda purtroppo, però Catania. io credo ci sia un impegno molto serio nei comuni per arrivare a... Dei piccoli e comuni, i cittadini, è vero, i cittadini sono i più disponibili. Noi abbiamo fatto parecchie iniziative nelle scuole, i bambini sollecitano i nonni, i genitori a fare bene la differenziata, ricordano le giornate anche perché nei famosi termovalorizzatori potrebbe finire quel secco che c'è questo impegno. Io credo che uno dei limiti della Sicilia sia sempre quello di fare la storia del passato, quello che non è stato fatto. Qua ci sono 2 o 3 cose che dobbiamo mettere in fila, Burtone, e la scelta deve cadere. Però diciamo, io parlo anche con Paola Menta, presidente dell'ANCI, l'assessore Di Mauro ha messo dei punti, no? Dicendo, prendendo questa patata bollente che come sempre è l'assessorato all'energia per chiunque si insedi, ha detto noi facciamo il piano dei rifiuti. Dice adesso voi non avete voluto le discariche nel tempo e le potevate fare. Come dicevamo prima, i sindaci, insomma, per convenienza, per scelta, non vogliono le discariche, non vogliono i termovalorizzatori, però lui dice allora se noi facciamo un piano e questo piano deve essere messo in piedi e ci vuole del tempo per farlo, se non ci diamo una mano come si fa a uscire da questa situazione? Guarda, noi stiamo ragionando ancora, provando a scaricare le responsabilità a qualcuno. Io non voglio scaricare più responsabilità a nessuno. Noi abbiamo praticamente lanciato questo dossier e abbiamo commissionato questo lavoro per rompere il silenzio su tutto siciliano. È evidente ed è chiaro che qualcuno dimentica e fa finta di dimenticare che nel 2017 la differenziata in Sicilia solo 34 comuni superavano il 65%. Oggi nel 2024 274 comuni siciliani superano il 65%, solo 2 comuni mantengono la media e la fanno scendere al 53%, che sono Catania e Palermo. Quindi lo sforzo fatto dai comuni e dai sindaci è enorme. Quindi quando si parla di infrazione ed altro, il grido d'allarme che ha lanciato ANCI ha lanciato di dire parliamo di impianti di prossimità. Se il Presidente ha avuto la forza di farsi nominare commissario per la realizzazione dei termovalorizzatori
termovalorizzatori che nella migliore delle ipotesi saranno realizzate nel 2030. Noi chiediamo di commissariare il progetto, il piano regionale per realizzare impianti di prossimità che valorizzino la differenziata, perché da qui a poco, con questo trend, praticamente la differenziata in Sicilia arriverà al punto di avere il 60% di riciclo, quindi di prodotto che può essere utilizzato per abbattere i piani economici finanziari. Se ancora continuiamo a scaricare responsabilità l'uno all'altro, qua non c'è nessun contenzioso né col governo né con nessuno. È un ragionamento correttissimo, mi posso inserire, ma si sente Paolo Amenta, che è stato un validissimo amministratore e oggi regge le sorti dell'ANCI. Si sente Paolo Amenta di poter dire che a fronte di un riavvio dell'iter dei termovalorizzatori, grazie anche ai poteri speciali ottenuti da Schifani, non ci sarà la netta opposizione dei comuni una volta individuati i siti dove questi termovalorizzatori per forza di cose dovranno nascere? Perché prima si parlava di siti che dovevano stare a Gela e a Catania, adesso si parla più di un polo palermitano. Allora, se io devo fare parlare la logica, i 2 termovalorizzatori che saranno realizzati in Sicilia, e non ci sarà nessuna contrapposizione, dovranno, per essere sostenibili, avere a disposizione una produzione di rifiuto da conferire in discarica, ma portarlo nei termovalorizzatori di 700.000 tonnellate. Nel piano regionale è previsto che nel 2030 ci saranno solo 200.000 tonnellate di rifiuti. Potenzialmente potremmo acquistare noi i rifiuti da bruciare nei termovalorizzatori per renderli sostenibili. Quello che dico io oggi, il costo dei rifiuti, non faccio un ragionamento, il costo dei rifiuti in Sicilia è sproporzionato, che, come ha detto Burtone un momento fa, non solo crea le condizioni di una gestione dei rifiuti a casaccio, ma il fatto che non riscuotiamo il rifiuto e che dobbiamo creare il fondo di credito di dubbia esigibilità ha mandato in tilt anche dal punto di vista finanziario i comuni. Ma quindi, su queste premesse siamo più o meno tutti d'accordo. Il problema è che quando si arriverà all'individuazione del sito, e lo ha detto a prescindere per esempio solo qualche mese fa il Movimento 5 Stelle, il claim sarà: siamo pronti alle barricate. Allora, quindi non si esce più da questa cosa. Accettiamo una sfida comuni e regione dicendo che il commissariamento va fatto anche sulle SRR, cioè va sostituito il rallentamento anche dei comuni, cioè, perché il tema è: se c'è un piano regionale e se c'è un commissariamento sugli impianti di prossimità, se si apre una discussione, perché il paradosso qual è? Noi scarichiamo nel piano economico finanziario e nella tariffa per i cittadini anche la selezione dei materiali con i CONAI, con tutte quelle filiere, con quei consorzi di filiera che in Sicilia costano per 3 volte la selezione dei materiali. Cioè, il paradosso che è uscito fuori dal dossier è che tutte queste inefficienze legate uno all'altro si scaricano alla fine sui cittadini. Cioè, il tema è: io oggi faccio un piano economico finanziario e poi lo scarico sui cittadini. Di Mauro, sui costi, lei vuole dire qualcosa? No, io voglio dire questo perché lasciamo il passato e cerchiamo di comprendere qual è il punto di partenza. Ho detto poco fa che ci sono 7 discariche che funzionano e che vanno da Enna fino a Trapani. Parlo anche del TMB che, eccetto quello di Catania, funzionano da Enna fino a Trapani, che sono dati di fatto rispetto ai quali nessuno può dire cose diverse. Noi abbiamo immaginato il nostro piano rifiuti, che credo che sia la cosa più importante sulla quale dobbiamo discutere, che sia formato da un passaggio intermedio, ripeto, che è legato ai TMB, legato ai obiettivi gestori, legato insomma a un trattamento concreto dei rifiuti, per conferire a sua volta nei termovalorizzatori una porzione di questo rifiuto. Non pensiamo a un termovalorizzatore come quello di Roma che intende bruciare tutto. Noi intendiamo valorizzare il processo secondo quelle che sono le direttive europee che poco fa l'onorevole Giuffrida faceva cenno, e cioè le direttive europee, la 850, 851, 852, che parla di recupero energetico, di valorizzazione del prodotto, della responsabilità estesa del produttore. Ma per fare tutto questo occorre lo strumento che è il piano rifiuti. Vi ricordo altresì che c'è una condizione abilitante che è la 2.6, se ricordo bene, che non consente di spendere se non abbiamo approvato il piano rifiuti.
Quindi noi entro 15 giorni tireremo fuori questo definitivo piano rifiuti. I tempi che ci sono concessi attraverso il decreto in cui il presidente Schifani è stato nominato commissario agevola in termini di riduzione dei tempi, ma è chiaro che tutti i nulla osta necessari dovranno comunque essere richiesti. Approvato il piano di rifiuti, noi finalmente avremo una volta per tutte comunicato all'opinione pubblica, ai cittadini, alla politica, agli imprenditori, a tutti coloro i quali hanno interesse, qual è la nostra idea del piano. È lì che si deve affrontare una discussione concreta perché si possono realizzare tutte le infrastrutture che sono utili per raggiungere l'obiettivo. Domanda secca senza peli sulla lingua. Visto che Prego. il costo di conferimento in Sicilia nelle discariche è più del doppio rispetto al resto d'Italia, non è che le discariche hanno fatto cartello e stanno alzando i prezzi? Sì o no? Allora, noi abbiamo, ripeto, il 32% di discariche private. Poi abbiamo il 68% di discariche pubbliche. È ancora più grave questa cosa. C'è una discarica gestita dagli amministratori dello Stato addirittura, che è stata tolta a quello che sotterrava i milioni di euro. È più grave. Io ho il dovere di credere che gli amministratori dell'SRR pubblica che in questo momento gestiscono applicano un prezzo più contenuto. Forse qualcuno nel tempo ha ecceduto nelle assunzioni e quindi i costi sono aumentati. Assessore, mi scusi, lei ha il dovere di verificare queste cose, lei ha il dovere di verificare, non di credere. Hanno fatto cartello sì o no? Questo vogliamo sapere, questo vogliono sapere i cittadini. Io le dico una cosa, che ho finanziato per 30 milioni di euro l'ampliamento della discarica di Sciacca, perché 9 non se ne possono fare, onorevole Burtone. Più ho finanziato il TMB e ho imposto... Ascoltatemi però, e ho imposto all'SRR che è soggetto pubblico il prezzo, cioè da 240 euro a Sciacca scendiamo a 120-130. Per quanto riguarda invece il postaggio, se dovesse essere finanziato, scenderà anche questo da 160 a 80, ma ho imposto il prezzo. Cioè, se non si impone il prezzo si rischia che i soggetti pubblici dell'SRR si comportano come soggetti privati. Non era, questo vuole dire che non era stato imposto prima. Dobbiamo il andare in ricorso pubblicità. all'antitrust si motiva proprio per questo. Esattamente. Per Pubblicità e poi questo torniamo. punto. Il tema dei rifiuti, dei termovalorizzatori, insomma, è sempre un dibattito appassionante, però siccome oggi abbiamo una trasmissione un po' più breve, io vi volevo fare vedere con un servizio di quelli nostri, un servizio bomba, una delle nostre inchieste, che cosa succede ad Acate, ma non da oggi, da un bel po' di tempo, da anni. Ci sono delle fumarole che ogni tanto si vedono, appunto queste fiamme, questo fumo, da quella zona là che è tra Ragusa e Gela. Che cosa succede? Ce lo racconta in questo servizio Gerry Italia. Guardate che schifezza. Qui siamo tra le serre di Marina d'Acate, nel cuore della fascia trasformata che da Gela arriva fino a Vittoria e poi a Ragusa. Quella che vedete alle mie spalle è la cosiddetta fratta, cioè i rifiuti della lavorazione delle serre, che anziché essere scaricati lecitamente vengono ammonticchiati e bruciati, creando le cosiddette fumarole che infestano l'aria con quintali e quintali di diossina che poi va a finire, oltre che nell'aria, anche nelle falde acquifere e nei terreni. Un problema che si porta avanti da tantissimi anni e che ha trasformato questa zona in una vera e propria terra dei fuochi siciliana. A raccontarci del dramma ambientale che vive questa zona dell'isola è Riccardo Zingaro del Comitato Terre Pulite, che da anni porta avanti la sua personale battaglia contro questo scempio che si consuma quotidianamente nell'indifferenza di tutti. Qua proprio è una catena di montaggio di scarichi illeciti che nel periodo estivo praticamente funziona 24 ore su 24. Il sistema è sempre lo stesso, si accumulano quintali di fratta misti a plastica e gli si dà fuoco per smaltirli attraverso degli acceleranti. Qua sotto ci sono altri bidoni di plastica, questa è la base insieme alle seminiere per dare fuoco. Gli fanno la base con la plastica, con le seminiere. Guardate, questi sono tutti i prodotti, là sotto ci sono gli altri bidoni. E poi guarda, tutto pericolo, sono semipieni e poi danno fuoco a tutto il resto della fratta.
A gestire lo scarico illecito sono pochi padroncini che per 350 euro a viaggio caricano i rifiuti e li gettano tra le campagne. Ne abbiamo seguito uno e quello che abbiamo trovato quando è andato via è sconcertante. Guardate la montagna di plastica che c'è, tutta pronta per essere bruciata. Stiamo parlando di una distesa di plastica che si estende per centinaia di metri. Qua siamo proprio all'entrata di Marina di Acate, quindi quando si arriva a delinquere in questa maniera vuol dire che, ripeto, altro che ha ragione il sindaco di Acate, altro ci vuole l'esercito, perché è un posto che non si può più controllare. In questa zona le aree attorno alle serre che arrivano fino a mare sono tutte utilizzate come luoghi di abbandono di rifiuti. Complessivamente si stima ci siano centinaia di migliaia di metri cubi di plastiche nei campi o interrate nella sabbia. Ed il reale problema è che in tutta la Sicilia non esiste un centro di raccolta della pianta estirpata a fine ciclo, motivo per cui al produttore non resta che bruciarla assieme al filo di nylon e ai gancetti di plastica, inquinando l'ambiente. E il vero problema grosso poi sono la plastica nera che vediamo qua vicino, che è quella che praticamente viene usata per pacciamare il terreno, che è una plastica povera che non viene ritirata da nessun centro, quindi pur essendoci qualche centro che ritira la plastica, uno ne abbiamo qua in zona, non la ritira perché è quella che ha bisogno di lavaggio ed è quella che è più intrisa di materiale tossico, di fitofarmaci, e quindi viene data alle fiamme. A poco o nulla sono serviti i continui controlli delle forze dell'ordine, troppo esigui per un territorio così vasto e impenetrabile. E così il sindaco del comune di Acate, Gianfranco Fidone, è stato costretto a chiedere addirittura l'intervento dell'esercito. Veramente ci vorrebbe l'esercito, perché a fronte dei nostri 30 controlli che hanno portato a 30 comunicazioni di notizie di reato e 30 procedimenti amministrativi di rimozione di rifiuti, insomma ce ne vorrebbero 10.000. E ovviamente né la polizia locale né le forze dell'ordine potrebbero mai essere in grado di affrontare un fenomeno così vasto e così difficile da affrontare. Abbiamo scritto al governo nazionale, ciò che è certo è che non vogliamo stare con le mani in mano e vogliamo dare un segnale concreto della nostra attenzione nei confronti di una problematica che investe la salute dei cittadini e l'ambiente, che proprio per questo motivo non può assolutamente restare in secondo piano. Anche la zona che costeggia il Dirillo e l'alveo dello stesso fiume sono diventati ormai una discarica a cielo aperto di rifiuti tossici che vengono poi trasportati in mare, dove a seguito delle mareggiate rimangono interrati sulla spiaggia. Guardate qui, questa è una duna, vista dall'esterno sembra una duna di sabbia, invece sotto, vedete, c'è plastica di ogni tipo. Plastica che poi inesorabilmente finisce a mare. Il fenomeno delle fumarole necessiterebbe una rivoluzione culturale che dovrebbe partire dalla diffusione di concetti quali quello della sostenibilità anche nell'ambito delle produzioni agricole, ma è chiaro che non si può restare con le mani in mano e bisogna intervenire in maniera chiara e precisa. È chiaro, no? Questo è il servizio di Geritalia. Sotto mettono la plastica, tutta la plastica contaminata dai fitofarmaci che non si può smaltire perché non esiste un centro di raccolta, sopra lo scarto delle serre, appiccano il fuoco, la plastica sotto funziona anche da accelerante e partono queste fumarole che inquinano tutto il territorio. Assessore Di Mauro. Ma, si tratta di atti certamente non regolari, si tratta di atti che debbono essere perseguiti dalla legge. Atti criminali, Assessore, non c'è altro, è la criminalità, no? È la criminalità, non so i fatti specifici, io ho sentito poco il servizio perché non si riusciva a sentire bene qualche parola, comunque ho visto le immagini e sono atti, diciamo così, criminali che questi non hanno niente a che vedere col ciclo dei rifiuti o con il rifiuto della plastica. Però chiedevano, Assessore, un centro di raccolta per questa plastica che potesse funzionare, no? C'è un centro che permette, insomma, con regolare smaltimento di utilizzare, anzi di buttare, di gettare questo tipo di rifiuto, le fratte e le plastiche.
Ma scusate, sono due cose distinte e separate. Un conto è la plastica, che è un suo processo che deve essere portato avanti, un conto sono tutti diciamo, i resti della mancata vendita del prodotto dell'agricoltura, che rientrano nei processi comuni dei rifiuti. Ma questo è un altro discorso, cioè sono cose completamente diverse tra loro. Ma non dimentichiamo comunque, l'assessore potrà confermarlo, che più o meno attorno alla metà dei comuni siciliani ci sono ancora i resti, le tracce diremmo, delle piccole microdiscariche una volta utilizzate prima che appunto venisse messo in piedi, che non è neanche così antico come sistema, il ciclo dei rifiuti in Sicilia. Anche quelle microdiscariche aspetterebbero una loro bonifica, sono piccole bombe ecologiche. 513. Esattamente, 513. E io mi auguro... Però dividiamo i compiti, i compiti della regione e i compiti che debbono fare gli enti locali, perché altrimenti così sembra che tutto sia responsabilità della regione. No, ma io le domande che faccio sono diciamo suscitate da uno spirito giornalistico, quindi non di attribuzione delle colpe, me ne guarderei bene. Sono di competenza degli enti locali, la regione ha un compito di pianificazione. Corretto, ho aggiunto problema a problema, perché ricordo quello che è successo la scorsa estate con l'incendio di Bellolampo. Non so adesso se siano rientrati e come i valori di diossina, ma ricordo che solo 8 mesi fa i valori di diossina in quell'area erano 9 volte superiori il limite tollerato nei centri urbani, quindi anche di questo dobbiamo preoccuparci. Allora siamo a chiudere. Antonio Burtone, prego Burtone. Io volevo permettermi di dire che c'è un altro problema grave in Sicilia, l'abbandono dei rifiuti lungo le strade provinciali e statali. È vergognoso, la Sicilia è tutta bella, ci sono alcuni criminali, stanno facendo delle battaglie alcuni su questo, sporcaccioni che sporcano queste strade in maniera incivile, quindi ce lo dobbiamo porre il problema. Io penso che la regione debba fare qualcosa, sarà un interlocutore fondamentale, però su questo i comuni, l'assessore fa riferimento ai comuni, ci sono ambiti che i comuni non possono portare avanti. In quel caso sì, va chiesto un centro di raccolta non evidenziato in un servizio giornalistico, con le procedure previste dalla legge. Certo, non c'è dubbio. Antonio, anche se la situazione è talmente grave che il sindaco dice facciamo arrivare l'esercito. Noi dobbiamo paragonare il sistema dei rifiuti a quello della sanità e la questione è cruciale. Qui faccio una domanda all'assessore. Cioè, la Sicilia è in grado di prevedere la possibilità di investire in strutture per lo smaltimento dei rifiuti al fine di abbattere i costi, cioè di compensare i costi e quindi di evitare che conferire la plastica costi quanto andare in discarica? Oppure noi arriveremo al 100% di raccolta differenziata, si spera, faremo un inceneritore, un termovalorizzatore, chiamatelo come volete, che ha bisogno di 700.000 tonnellate, gliene diamo 200.000 e dobbiamo importare i rifiuti e continuiamo a pagare per smaltire i rifiuti. Cioè questi soldi che stiamo spendendo saranno in grado di arrivare a fare costare zero sulle tasche dei cittadini lo smaltimento vendendo la plastica, oppure le persone devono continuare a pagare e i comuni devono continuare a fallire? No, guardi, voglio essere molto chiaro. Noi abbiamo approvato con il discorso la delibera per i fondi FES e i fondi FSC e abbiamo risorse importanti anche su questi fondi. Parliamo di circa 1 miliardo di euro. Sarà nostra cura prevedere tutte queste iniziative che hanno avuto anche il conforto del Parlamento, perché in sede parlamentare nella scorsa finanziaria sono stati inseriti anche circa 7,5 milioni per conferire incarichi per la redazione delle varie progettualità. Quindi da un lato finalmente abbiamo i soldi per quanto riguarda la progettualità, dall'altro abbiamo un cospicuo fondo che è finalizzato a rendere attuativo, il piano dei rifiuti. Quindi piano dei rifiuti, risorse e progettualità saranno 3 cose che cammineranno assieme. Allora, grazie
Grazie all'assessore all'energia Io volevo Roberto fare Di Mauro. l'ultima domanda siamo secca strettissimi. Non ce all'assessore. l'abbiamo il tempo, Michela, mi dispiace. Non ce l'abbiamo. Cioè, siamo strettissimi. Il Sulle Catania storie incombe. nucleari. Il Catania incombe. Ne parliamo la prossima, tanto dei rifiuti ci torniamo, come per la sanità, ci ritorneremo immediatamente, diciamo così. Grazie all'assessore regionale all'energia Roberto Di Mauro, grazie assessore, grazie al presidente dell'ANCI siciliano Paola Menta, grazie all'onorevole Giovanni Burtone del Partito Democratico e sindaco di Militello. Fermi là però, non vi muovete perché vi faccio vedere 2 vignette sui rifiuti di Totò Callì. Totò. Allora, io avrei sintetizzato un po' tutti gli argomenti che avete... Troppi, vai, allora, veloce. Dovremmo avere una cultura del riciclaggio. Non si vede. Niente. Andiamo avanti, va bene. Allora facciamo così, guarda, siccome sistema delle vignette, prima di andare in pubblicità, vi ricordate la volta scorsa che abbiamo ospitato l'esponente del partito monarchico, perché insomma stiamo cambiando argomento così, giusto per alleggerire un po'. L'esponente del partito monarchico che ci ha annunciato che avrebbero fatto una messa in suffragio del re, dell'ultimo re d'Italia morto. Ecco, noi siamo andati a vedere questa messa, guardate che ne è venuto fuori. Con Simona Mazzone, Gaetano Iudica, Massimiliano Scardasci. Mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Tutto a posto, abbiamo vinto. E invece la mattina, appena accesa la radio, si sentì la notizia che la monarchia aveva perduto. Ma viva la monarchia, stiamo attenti perché la cornice è più importante. Io sono un savoiardo. Io sono Filippo Marotta Rizzo, segretario regionale di Italia Reale Stella e Corona. Io sono Gianmichele De Mauro Paterno Castello e mio papà era un grande amico di Sua Maestà Umberto II. Sono il professore Mauro Guarino, facevo perché adesso sono in pensione, storia e filosofia. Ci siamo incontrati con Vittorio Emanuele sia a Ginevra sia anche a Roma al Palazzo Ferraioli, che ogni anno la consulta aveva la riunione e quindi praticamente abbiamo parlato. Sono stato nella villa del conte Zanon di Valgiurata, che lui mise a disposizione allora per i giovani monarchici e siamo andati a trovarlo un gruppo di giovani quando allora ero giovane. Il re rappresenta la nazione, è sempre presente, è sempre, diciamo, la figura sarebbe stata sempre la figura di riferimento, non come il Presidente della Repubblica che dura in carica solo 7 anni e quindi, diciamo, non c'è una continuità. Ecco, alcuni si sono fermati al dopo referendum, monarchia e repubblica. Totò, ce l'abbiamo queste vignette, se no andiamo in pubblicità. Io ce l'ho. Vai, vediamo. Ecco qua. Sui rifiuti, Allora, torniamo ad arrivare ai rifiuti. Eccoli qua, rifiuti. Dovremmo avere la cultura del riciclaggio, vista anche la lunga esperienza fatta col denaro sporco. Aia. Bravo. Questo è un altro invece sui rifiuti buttati per strada. Sta cosa che buttano i divani vecchi per strada non è poi tanto male. I famosi porci comodi, questi. I porci comodi, giustamente. Ma secondo te c'è la mafia dietro la spazzatura? No, c'è la scopa, c'è la scopa. Papà, ma dove è finita l'ecologia? Chissà, da sta casa non si trova niente. L'ultima. Due termovalorizzatori saranno pronti nel 2030. Nel frattempo che facciamo?
E niente, babbo, buttiamo la munnizza a mare dal ponte sullo stretto. Mi pare giusto, insomma, visto che c'è. Devo vedere un altro. Vai, l'ultimo, forza. Questa qua che mette il cartello in questa strada, sono anni che nessuno scopa. Ho paura che potrebbero fraintendere. Attenzione, doppi sensi. Ciao Totò, ancora, quante hai fatte? No, questo è quello che sintetizza tutto. Vediamo. La colpa è tua, non è tua. Discarica a barile. Discarica a barile. Grazie Totò Calì. Pubblicità, poi torniamo alla buona notizia. Rientriamo in diretta, noi non ci scordiamo mai della nostra buona notizia. A fine trasmissione ci è venuta a trovare come sempre la nostra Assia La Rosa che ci racconta quale buona notizia oggi. Anche perché Luca, dopo i rifiuti parliamo di natura e dopo i veleni parliamo di ossigeno che si respira grazie ai rapporti umani, grazie ai progetti quelli belli, quelli che nascono dal cuore. E parliamo di Afri Sicilia con Francesco Cauchi che ha coordinato questo bellissimo progetto nato 2 anni fa e con Mamadou che è il presidente di questa cooperativa. Buonasera entrambi. Allora, con questa buona notizia ti ho messo insieme agricoltura sociale, integrazione, inclusione e soprattutto presente, non futuro lavorativo, perché questi ragazzi, sono 6 migranti venuti a Catania con diverse storie, adesso Mamadou ci racconterà, hanno creato grazie a un progetto regionale una start-up di agricoltura sociale a Pantano d'Arci e Francesco Cauchi ci racconta questo percorso iniziato proprio 2 anni fa. È iniziato circa nei primi mesi del 2022, il progetto si è già concluso nell'ottobre del 2023, finanziato dall'assessorato regionale al lavoro Dipartimento Famiglia e prevedeva una serie di azioni all'interno del progetto, selezione, orientamento, formazione e poi la nascita di 2 start-up finali. Il percorso è stato abbastanza lungo e selettivo perché c'è stata una selezione naturale, siamo partiti in 20 e siamo arrivati in 8, adesso sono rimasti in 6 e mi auguro che non perderemo più nessuno d'ora in poi. Il progetto si è concluso a livello istituzionale e ora cammina sulle gambe di questi ragazzi, quindi oggi vogliamo raccontare questa storia di lavoro. Loro ogni giorno vanno in campo. Questo che periodo è? Cosa stiamo coltivando? Adesso abbiamo lattuga, abbiamo anche finocchio, abbiamo cipolla, abbiamo anche patate pure. Proprio c'è. Sì. Allora, che tipo di coltivazione c'è? Nel senso, che quantità c'è? E quantità tanto sono, comunque perché noi stiamo facendo sempre ogni lot facciamo sempre prodotti diversi, perché come adesso dobbiamo studiare ma molto il terreno per capire diversi prodotti che hanno bisogno le persone, stiamo cercando di sempre migliorare e portarla avanti comunque. E devi sapere che ogni giorno ci sono i dipendenti dell'ST per esempio che vanno lì a comprare l'ortaggio a chilometro zero e c'è un'interlocuzione con Coldiretti per essere presenti all'interno dei mercatini domenicali. Francesco, vogliamo raccontare un po' tutti gli stakeholders, tutta la filiera e tutto quello che avete creato che oggi sostiene il progetto Afri Sicilia? A disposizione abbiamo 7 ettari a Pantano d'Arci, proprio di fronte all'ST, messi a disposizione dall'Istituto Tecnico Agrario Eredia, Fermi Eredia, che aveva questo lotto di terreno quasi del tutto inutilizzato. Da lì siamo partiti sia con la coltivazione sia anche col co-housing, abbiamo offerto anche la possibilità, e tuttora ce l'hanno, di abitare presso questi. Abbiamo sin dall'inizio avuto la collaborazione di Coldiretti, abbiamo quasi concluso la documentazione, tra poco saremo nei 4 mercatini di Coldiretti, in più abbiamo fatto una convenzione con il CRAL dell'ST, l'ST ha circa 6.000 dipendenti che all'uscita del loro turno di lavoro possono passare e possono ordinare quello che vogliono, possono anche raccogliere direttamente quello che noi seminiamo. Ma la cosa che ti voglio raccontare è anche il rapporto che si è creato tra il project manager che è uscito oggi dai ruoli e questi ragazzi che oggi sono integrati perché Mamadou è qui da 22 anni, ha moglie catanese, 2 figli, non tutti hanno le storie fortunate che si porta dietro lui. All'inizio loro mi chiamavano presidente di niente praticamente perché ero il coordinatore del progetto, poi questa figura è cambiata, da presidente sono diventato papà. Papà per loro è una figura di persona saggia,
Poi sono diventato il signor Francesco, adesso che il progetto è finito e siamo nella fase della produzione mi chiamano solamente Francesco. Questo per indicare qual è stato il passaggio dai ruoli alle persone, alla relazione. Integrazione totale. Cioè. Esatto, io sono Francesco, lui è Mamadou e quindi li accompagno in questo percorso che è di integrazione dove ci sono delle difficoltà oggettive, l'accesso al credito. Per esempio, ma non è forse questa la buona notizia, questa è una cattiva notizia. Allora, restiamo sulla buona, perché i tempi... Abbiamo gli ultimi minuti, ci vuoi raccontare questo gruppo è coeso, non è coeso, le difficoltà che avete incontrato? Intanto? Noi siamo 6 lì. 6? 6, sì, perché siamo 6, stiamo sempre lavorando di migliorare questa società che è Afro-Sicilia. Però noi ogni giorno siamo sempre sul terreno e poi l'anno scorso abbiamo fatto anche diversi frutta, diversi... Ma se io volessi comprare la vostra frutta, posso venire da voi a Pantanodarci? Ma certo, certo, hai voglia. Hai voglia, sì, ti inseriamo nel gruppo WhatsApp, nel gruppo solidale che abbiamo creato. Allora, ci siamo in chiusura, dobbiamo chiudere. Sì, mi piace lanciare il messaggio no al caporalato e questo è uno degli obiettivi fondamentali di questo progetto. Oggi loro hanno un presente, un lavoro, era un po' il loro sogno, dipendono dal loro sforzo e dalla loro responsabilità. Ecco, questo è il messaggio che vogliamo lanciare grazie alla buona notizia. Straordinario, tra l'altro in una settimana dove il caporalato è stato anche protagonista di storie tristi, quindi noi abbiamo invece le belle notizie, ve le raccontiamo. Ci fai vedere il finocchio qua, per favore? Il finocchio, e chiudiamo, fantastico, guarda, te lo riprende la nostra telecamera, il nostro Massimo Ceraulo, Lattughe e Finocchi. Facciamo pubblicità alla cooperativa Afri Sicilia a Pantanodarci, andateli a trovare perché questo è un esempio straordinario di integrazione e come dire, di lavoro sostenibile. Grazie Asia per questa bellissima buona notizia, grazie a Francesco Cauchi e Mamadou Diagne. Ho detto bene? No, hai detto bene, Mamadou Diagne. Mamadou Diagne, l'ho detto bene. Grazie ai telespettatori del Punto, ritorneremo la prossima settimana voleremo al Parlamento Europeo, quindi state là se volete così anticipare un po' come dire, il profumo di queste elezioni europee. Grazie e buon proseguimento a tutti.